La formazione geologica del Colle di Sant'Antina affonda le sue radici nei sedimenti marini del Miocene. Parliamo di circa un arco di tempo fra i 23 e i 16 milioni di anni fa. Come si può notare dalla sezione geologica, le arenarie e le marne mioceniche queste, a un certo punto, circa 3 milioni di anni fa, furono attraversate da questa frattura che portò in superficie dei magmi basaltici. Infatti questa lava basaltica costruì un piccolo pianoro che nei restanti 3 milioni di anni fu smantellato ed eroso e al quale appunto dobbiamo anche l'attuale forma a cono del colle. Alle mie spalle potete vedere la copertura basaltica, cioè le lave che 3 milioni di anni fa hanno ricoperto la sommità del Colle di Sant'Antina. Al loro interno nascondono delle sorprese che vedremo più tardi e sono sorprese molto particolari perché ci aiuteranno a capire meglio le profondità della Terra. All'interno dei basalti che formano la parte sommitale del Colle Sontantine, molto spesso si trovano questi inclusi verdi, che non sono altro che delle peridotiti, cioè rocce provenienti dalle profondità della Terra, parliamo di circa almeno 200 km di profondità, che appunto ci permettono di capire la struttura interna del nostro pianeta. La cosa particolare è che queste rocce strappate dal basalto risalita, quindi dalla lava, non si sono fuse con tutto il resto, ma sono arrivate fino a noi praticamente intatte.